sono ancora in ferie, procedo con l'operazione cambio rete oscurante del poggiolo. Non ho tanta voglia, ma mi sto proprio rilassando. Non ho voglia di fare niente, però bisogna fare qualcosa. Quindi ci vedremo dopo per il risultato. Prima di iniziare a fare quel lavoro del poggiolo, ho deciso di testare, di provare per la prima volta questa impastatrice, questa planetaria, marchio Jordan, la trovate su Amazon anche. Pensavo di averla pulita tutta, invece è ancora piena di farina. Molto bene. Ho fatto l'impasto per il pane. Qui è tutto un disastro, tutto sporco, non guardiamo, via. Andiamo via. Ah, ciao! Oh, che bello! E poi via. Vero? Sì, sì, sei bello, sì, sei bello. Bellissimo! Wow! Dunque, allora ho fatto questo lavoro della rete, ho lasciato il buchino per i gatti come al solito e l'ho fatta arrivare fino a là perché non ne avevo abbastanza, però ho fatto questo lavoro e questo è da togliere. Qua neanche non arrivava giusta, allora ho aggiunto un altro pezzo. Comunque sta molto meglio il marrone, devo dire, sta decisamente molto meglio. Oggi non ero tanto in vena, oggi a un certo punto poi avevo tanto mal di testa, ho preso un occhi, adesso sto un po' meglio e ho appena impastato i panini, ho lasciato un panetto bello grande e lo faccio lievitare ancora, 3 panetti piccolini, 3 panini piccolini e li faccio lievitare e 2 sto provando a cuocerli già adesso, d'altronde ho lasciato, per la prima lievitazione ho fatto passare diverse ore, quindi l'impasto era bellissimo proprio, veramente molto bello, era più che raddoppiato, l'impasto è bellissimo. Vabbè, quindi niente, sto facendo questo test, adesso provo a cuocere nella friggitrice a aria ventilato a 160 gradi per non so quanti minuti, è un esperimento. Qui sto facendo lievitare nuovamente il panetto quello più grande, qui ho quelli piccolini che stanno già crescendo. Quindi alla fine oggi, anche se non ero tanto in vena, ho fatto qualcosa pomeriggio, mattina no, proprio zero completamente. E invece alla fine il lavoro qui del poggiolo l'ho fatto pomeriggio e adesso ho finito, ho anche pulito un po' casa alla velocissima, ho lavato il pavimento. Allora, è il giorno dopo, aggiornamento sul pane. È qua nel sacchetto. Aggiornamento sul pane. Allora, quello che avevo cotto ieri pomeriggio non si era cotto, cioè avevo provato a cuocerlo, ma probabilmente sbagliando temperatura e tempo. Ehm, Vabbè, poi avevo fatto 2 panini di prova e il resto stava ancora cioè l'avevo rimesso a lievitare, eccetera. Ieri sera ho fatto altre prove, perché qua bisogna fare prove. E allora ho cotto una pagnotta grande nel forno statico, fornetto statico, non nel forno di casa classico, nel fornetto, quello che una volta, ben poche volte, ho usato per il fimo, ecco. Allora questa è la pagnotta, questo è venuto fuori, non è ben cotta neanche questa, ma io non so se si sta vedendo qualcosa. Boh, forse. Aspettate, facciamo così. Forse meglio. Allora, non ha ben cotto neanche questa, si vede comunque dall'interno. Non so se lo mangerò sinceramente questo pane, perché appunto non è ben cotto l'interno. Quindi, ok, questo era un tentativo. Poi ne ho fatto un altro con dei paninetti piccoli. Ho detto provo a farli un po' più piccoli, sempre cottura nel forno statico. E però anche questi, aspettate, perché se no con una mano io non sono in grado di fare niente. Anche questi non hanno cotto per niente bene, cioè si vede dall'interno che non sono cotti bene. Per niente. Ok, quindi vabbè, io mangio lo stesso e non importa, avrò un po' di mal di pancia.
Poi ho fatto un altro tentativo nella friggitrice ad aria. Ho fatto altri 2 panini e ragazzi ho detto beh, ritento nella friggitrice ad aria, io non ho altri modi per cuocere il pane, e quindi ho riprovato e questo pane è venuto cotto molto molto meglio. Guardate anche l'interno, e l'interno è soffice, non è come questo. Qui l'interno è molto soffice. Questi paninetti li ho cotti, hanno fatto 3 lievitazioni, li ho cotti a 150 gradi per 30 minuti. È il programma che c'è già preimpostato sulla friggitrice ad aria per i dolci, non per il pane, perché il programma per il pane è in realtà per scaldare il pane, non per cuocere il pane, almeno su questa friggitrice ad aria. Quindi 150 gradi per 30 minuti e sono venuti questi paninetti qua che sono mangiabili, e anche l'interno è molto più soffice, meno gommoso, meno, non so spiegarvelo, beh, quando il pane non è cotto, insomma. E ecco, volevo farvi l'aggiornamento del pane, visto che era da anni che non facevo pane in casa, e ci ho riprovato, ma con i mezzi che ho, e quindi non avendo il forno classico, il forno a legna non vado ad accenderlo adesso, se no lì sarebbe venuto secondo me perfetto, però non vado ad accenderlo in questa stagione. E questo è l'aggiornamento sul pane. Intanto mi finisco il mio caffè latte. Mi sono preparata per uscire e andare a fare una passeggiata, non so cosa riuscirò a fare. Stavo pensando di portarmi dietro il baby zainetto che ho preso da Shein, perché l'ho già usato, è comodissimo. Stavo pensando di portarmi dietro quello, perché così metto dentro la Instago 3 per fare qualche video, e magari ci metto dentro anche il power bank, che devo ancora finire di caricare, ma vabbè. Però sono già le 9:30. Io che vorrei uscire di casa prestissimo, sono già le 9:30. Devo pulire gli occhiali perché sono super sporchi. E outfit di oggi è questo: canottiera fucsia, pantaloncini gialli fluoissimi e basta. Questo è il mio outfit. Orecchini di una volta, che però sono nuovi, però sono quelli che andavano di moda anni e anni fa. La muffa è ancora là sopra, non l'ho tolta, non ho fatto niente, sono proprio in ferie, non ho voglia di fare niente. E qua tra l'altro c'ho il secchio, anche quello che è da mesi che è là, che non ho più tolto, e non ho voglia di fare niente. Comunque adesso azzardo ad andare a fare 2 passi e appunto mi porto dietro la Instago 3, che mi dispiace non avere quella nuova, perché quella nuova ha una qualità maggiore come video, proprio qualità video, la risoluzione maggiore. Questa qua vecchia no, se potrò mi comprerò quella nuova, questa qua magari la venderò. Non l'ho praticamente quasi mai usata, ma è caduta, per cui è un po' rovinata. Quindi la rivenderò magari a un po' di soldi in meno, chiaramente. Cosa volevo farvi vedere? Ah sì, lo zainetto piccolino. Da Shein avevo comprato questo marsupio. Questo è il retro. E sono quelli da portare qua così, praticamente così. Oppure sul davanti proprio come marsupio. E l'ho usato al DJ set di Gabri Ponte, che però poi non sono stata in mezzo alla folla, quindi potevo tranquillamente avere una borsa normale, ma la borsa sarebbe stata scomoda. Sì, l'adesivo qua si sta staccando tutto. Ah, non sembra. In realtà è mezzo staccato. Avevo comprato anche questo baby zainetto, che è carinissimo. E anche questo si tiene allo stesso modo qua davanti. È fatto proprio per, magari per le città, quando si va a visitare una città, si vogliono tenere le cose qua sul davanti in modo da essere un po' più sicuri. E questo anche l'ho già usato ed è veramente molto comodo, così. Cioè, comodissimo questo, veramente per camminare in città. Ma guarda, cioè, ho preso anche un altro marsupietto, però più piccolo, deve ancora arrivarmi, che è un po' ha più spessore rispetto a quelli che ho già. E quindi ci sta il telefono, ma ci sta anche qualcos'altro, perché con quelli che ho ci sta dentro il telefono, però le chiavi di casa io non so dove metterle, non ho spazio per metterle, e quindi ho comprato un altro marsupio. Sono piena di marsupi, di cose piccole, ma perché non voglio viaggiare con roba troppo grossa. Anche quando si va a camminare è inutile portarsi dietro il mondo, quando si va vicino casa intendo,
E quindi ho comprato cose piccoline che sono, questo è anche abbastanza capiente comunque, cioè come spessore c'è posto, ha anche la tasca qua davanti, quindi ce ne sta di roba. Tipo questo l'avevo usato la scorsa settimana per andare a camminare, a fare una mini passeggiata con la mia amica. Ecco che video posso farvi! Idea delle idee, però lo metterò sull'altro canale, non qua. Vabbè, l'ho usato per andare con lei e ci avevo messo dentro, perché eravamo andate a fare merenda, e ci avevo messo dentro l'anguria, il contenitore di vetro con l'anguria tagliata a pezzi dentro, e ci stava dentro qua, perfetto, più il telefono, perfetto. Qua davanti invece avevo diciamo il taccuino con la patente, quelle cose là, e veramente questo zainetto è una bomba. Quindi adesso, visto che mi è venuta in mente questa cosa qua, vado a percorrere un sentiero che a me piace molto, che è cambiato nel tempo perché comunque dopo Vaia, dopo la tempesta Vaia, è cambiato il paesaggio. Prima era tutto immerso nel bosco, adesso ci sono dei tratti dove il bosco non c'è più, gli alberi non esistono più, però è un percorso molto breve ma carino, bello, a me non dispiace. Quindi mi porto l'Instago 3, il powerbank assolutamente, il telefono assolutamente, e tutte queste cose qua, questi video che voglio registrare, li metterò sull'altro canale, e come vi ho detto è un canale incentrato sulla natura, sui paesaggi, sulla montagna, su video rilassanti. Non so ancora come lo svilupperò quel canale. Intanto ci sono tanti video già caricati, tutti programmati per uscire, quindi a posto. Ogni lunedì, ore 14, un nuovo video su quel canale. E lo ripeto, per alcuni di voi saranno video magari già visti o comunque immagini già viste, ma i video sono diversi, non li ho mai caricati così sul mio canale qui, ma sono stati editati in modo diverso. Comunque niente, dai, pronti, partenza, via. Fragoline di bosco. Oggi venerdì, baita. Sì, sono venuta su tardi, però ho pranzato qua su e adesso relax. Non è mica tanto caldo, ho la pelle d'oca. Fa caldissimo.